Scatman's World. Del Comendone veneziano, ragazzi, siamo alle Mans, ottavo posto in qualifica, ragazzi. Dopo le due pole position nel secondo posto nelle prime tre gare siamo un po' fermati anche in qualifica, ragazzi. Momento duro, dobbiamo cominciare a fare qualche punto in più, però, ragazzi, se vogliamo ambire a attenzione, però è bagnata, pista bagnata quest'oggi alle Mans, come sempre, ragazzi. Alle Mans, cioè, è bagnato 20 volte su 21, roba incredibile. Vediamo quel bagnato cosa riesce a fare il Comendone. La partenza non è negativa, la partenza è buona in casa veneziano. Speriamo di non avere tamponamenti, che se no mi girano i maroni. Vai come non sbagliarlamela adesso. Eccola qua, inizia a piovere, ragazzi, pioggia francese, la classica e pura pioggia francese. Prendete il curva, è meglio, dai, curva sveglia. No, mamma mia, il Cume qua rischia tantissimo. Ho rischiato un po' troppo, forse. E siamo undicesimi, un rischio veramente allora, qua bagnaia, qua figa bagnata a suo agio, qua il bagnato sta a Mocari. Comunque l'obiettivo scuderia è 13° posto, siamo 13esimi in classifica, quindi per il momento ci siamo. Però dobbiamo fare qualche acuto, ragazzi, ho bisogno di qualche acuto comendiano. Oliva e Antonelli, l'avversario, il mio avversario, assolutamente da superare. Bravissimo, dai Cuba, dai che siamo qua, oggi lottiamo per qualcosina di più, dai. Non sbagliarmela Cuba, non sbagliarmela, bravo. Perfetto, se c'è vino e Vasquez, pacchetto completato. Vai, tirala. E vai Cuba, eccola qua la rischiata, eccola qua la staccatona veneziana. E siamo sesti, beh, come attenzione, no, beh, guarda, no, non ho tagliato un cazzo, però adesso, stronzo, dai, però non è possibile, non è umano. Vabbè, quella pioggia è durissima, ragazzi, ho paura di fare la frenata brusca e di andare a puttane. Dai, che sesto posto va bene, cazzo. E comunque Cornflakes non è distante. Sbagliare queste curve, Cuba, però diluvio francese, ragazzi, oggi 2 gare chiaramente, diluvio francese. Mamma mia, qua ho rischiato il right through. Dai, sesto a posto, dai che ci siamo, dai che il Cuba pompa, vai Cuba pompa. Però ho bisogno di una moto più competitiva, tanto vino supera Vasquez. Siamo abbastanza vicini a Cornflakes, ragazzi, possiamo ancora giocare, ce la possiamo giocare per qualcosa di forte, Dai che sotto la pioggia sono più lenti, stronzoni, dai. Ciao Cornflakes, ho fatto colazione con te, ciao Beppe, ciao. C'è frenatone, ragazzi, c'è frenatone. Quanto bello sarebbe beccare un podio, mamma mia, sarebbe un sogno. Quinto posto, ragazzi, quinto posto alle Mans e God. Giro record per Gattuso, ma forse risponde veneziano. Forse risponde veneziano, ragazzi. Che pioggia comunque alle Mans, pioggione di Le Mans. Giro record di veneziano 1,50 e 0. Non rischiamo di andare a prendere right through. Anche il quinto posto va benissimo, ragazzi. Anche il Comendone vola. Il Cuba vola, ragazzi, il Cuba vola. Ma forse ho frenato un po' troppo, ma non voglio rischiare, ragazzi, non voglio rischiare.
quinto posto veramente metto la firma per un quinto posto comendiano, miglior risultato in carriera. Piccola derapata, ma ci siamo. Attenzione qua, Fenati prova su Miller, intanto il comendone osserva la situazione, chissà, magari può tentare un sorpasso alla fine, vediamo, però siamo abbastanza distanti dal campioncino italiano del Team Sky. No, ti prego, non mi tradire adesso, però, non mi tradire adesso, moto della Chicco, ti prego. Questa è una curva che solito riesco sempre a guadagnare qualcosa. Eccola qua. Ma Fenati, ragazzi, pompa, il Fena pompa. Attenzione, sportellate tra Miller e Fenati. Sportellate tra Miller e Fenati. Incredibile. Però non basta per recuperare un'altra posizione. Peccato, il podio non era lontano. Provo a inserirmi. Impara a vara per pochi. Attenzione, attenzione, ci provo. Almeno quarto. Non ce la faccio per un niente, ma il comendone sta cominciando a ingranare, cazzo. Bravo Come. Mamma mia, ragazzi, che sofferenza però, In attesa di vedere Vediamo la classifica. Antonelli è sempre davanti di un punto, però dai, siamo 12esimi. Bene, ragazzi, ho sistemato il motore, adesso sto sviluppando i freni, però ragazzi a questo punto era proprio stato veramente un miracolo le 2 pole delle prime delle seconda e terza gara, perché addirittura 24esimo il Mugello, ho fatto 2-3 giri, ma sotto il diluvio non sono riuscito a fare un giro decente, quindi ragazzi veramente a questo punto me le tengo strette le 2 pole, perché vuol dire che in questo momento, ragazzi, veramente la mia, diciamo che la media comunque è un 8° posto in griglia, perché te l'ha fatto il secondo, 2 primi posti, un 8°, un 9° e adesso purtroppo però un 24esimo proprio nella gara di casa. Guarda come piove, così era la gara, una roba impossibile purtroppo. Adesso vediamo. Dai ragazzi, cerchiamo di fare una gara decente in casa, anche se il diluvio è clamoroso. Sedicesimi siamo. Oh, il Come l'ha recuperato bene, che forse magari in gara stavolta riusciamo a fare qualcosa. Magari in gara con la pioggia andiamo meglio. Olivera e Antonelli. Devo stare davanti a Antonelli, mi sono rotti i coglioni, perché non ci voleva una squalifica di Austin, una squalifica indegna comunque. Dai che il Mugello può essere una gara favorevole, cazzo, una gara di casa. Per questo giovane campioncino veneziano, un veneziano che guida, incredibile. Messaggeri sexy. Dai ragazzi, il diluvio al Mugello. Dai Noccio. Errore qua, ne approfitta, figa bagnata. Porca trota. Bravo, il Come recupera posizioni, però il mio limite purtroppo è qua. Infatti Antonelli comunque il compagno di squadra è là, 10°, 9°, quindi insomma vuol dire che queste sono le potenzialità della moto, purtroppo. Molto bene. Dai, questa può essere una curva favorevole, lo era anche l'altro anno. Bravissimo, dai. Dai che vogliamo. Dai che c'è Cornflakes, viene da superare, però la presa esterna, che a troia di tua mamma, Vasquez, maledetto. Vedo che Vasquez è figa bagnata, Vasquez è in vasca, figa bagnata e bagnata, si trovano molto bene, loro sono proprio a suo agio in questa gara. Dai, pompa. Tirata a cannone, vai, molla un po' il gas, veneziano giro record. È un peccato ragazzi, le potenzialità ci sono, Le potenzialità ci sono. Siamo qui in quinta posizione ragazzi, il Kuma sta tornando ragazzi.
Il Cume piano piano sta tornando, la cosa è abbastanza ufficiale. Dai, 3 giri di fuoco ragazzi, quel dell'ugello. Mamma, qua ho sentito la moto slittare però. Ma comincia a prendere bene le cordoli e si gode. Qua c'è frenati. Vai frenatore, frenatore accelerato, fioi. Mamma quanto ho rischiato qua col frena. Quarti. Ma sarebbe bello far bene la gara di casa, no? Errore comendiano. Torniamo quinti, Beppe, torniamo quinti. Dai raga, dai raga. Non ci siamo, non ci siamo, non ci siamo. No, mamma quanto ho rischiato. Sto rischiando il tutto per tutto. Ragazzi, sto rischiando veramente il tutto per tutto. Non ho alternative. Come stiamo migliorando tantissimo, ragazzi. Siamo quinti con una moto comunque non tra le migliori. Una moto diciamo medio alta. E ancora ragazzi che lotta tra i due italiani, tra Fenati e il veneziano. Proviamo. Dai, mangiamo tutto qua il rettilineo. Vai, 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 vai. Giro record di Miller intanto, fastest lap di Miller. E non siamo lontani, giro record di veneziano di poco, ma giro record. Ragazzi non siamo lontani dai primi, però ci vuole il miracolo, ci vuole il final lap comediano perfetto. Final lap comediano perfetto. Bene, ce la possiamo fare, credici come. Crediamoci, crediamoci. Vai, credici. Ce la puoi fare, tu puoi tutto come. Può tutto come. Può tutto il come. Bellissima, questa curva l'ho presa perfettamente. C'è ancora possibilità ragazzi per un podio, sarebbe bellissimo in casa, questa è la curva che odio, eccola qua. Poche possibilità di arrivare terzi, poche. Però pensiamo che anche il quarto posto non è male ragazzi, come siamo partiti 24esimi. Che strano quel commenda, quando fa le pole arriva ultimo, quando arriva 24esimo le curve, non lo so ragazzi, questo è il Cume ragazzi, this is Cume. Il Cume fa tutto senza senso, ed è la cosa che amo di più del Cume. Mi amo per questo, mi amo. Attenzione a Fenati. Non sbagliare adesso, bravo Cume, dai, tieni duro. Che duello col Fena. Però non ho proprio il tempo, ma no! Va benissimo così. Anche il quarto posto è più che sufficiente. Ah, errore comendiano. Qua rischia un po'. Speriamo bene, adesso vediamo. Attenzione al Fena. Attenzione al Fena. Il Fena ce la fa, il Fena ce la fa, il Fena ce la fa. Forse no, forse no! Quarto! Grande Cume! A un passo dal podio, cazzo. Bravo Comendone, ottimo quarto posto, pesante, questi sono punti pesantissimi in casa. E siamo al 9° posto ragazzi, 39 punti. Antonelli molto indietro. 7 punti indietro, raga, un saluto del Comendone veneziano. Ciao! Veneziano, Commenda veneziano, Commenda veneziano, lo youtubers italiano. Commenda veneziano, Commenda veneziano, Commenda veneziano, lo youtubers italiano.